Secondo giorno di allerta meteo in città e provincia, la protezione civile attenta ai controlli nel territorio, neve a Cammarata e Santo Stefano. Approvata la finanziaria regionale dopo una maratona di 19 ore, 35 voti a favore, 22 contrari. Soddisfatto il presidente della regione Schifani. Operazione congiunta della Polizia di Stato a Licata e della Guardia di Finanza, un arresto per spaccio di droga. A Catania operazione 9x21 della DDA. A Realmonte trovati in un casolare materiale bellico. Alfonso Cutai è il nuovo presidente dell'Arciconfraternita di Agrigento Maria Santissima dei Sette Dolori. Nuovo appuntamento con il teatro ad Agrigento con la commedia di Silvio Orlando in scena domani e domenica. A Montevago reso noto il programma del prossimo carnevale. La Scala dei Turchi presente nel video della canzone di Sanremo presentata dal duo Comacose. Il Licata affronta il Paternò Aldino Liotta, la Fortitudo in trasferta a Roma contro la Stella Azzurra. E benvenuti con l'appuntamento di TVA Notizie. Apriamo oggi il nostro telegiornale con l'allerta meteo in provincia ad Agrigento per il secondo giorno consecutivo a causa del maltempo. Anche oggi scuole chiuse, rinviato il mercatino del venerdì. L'intervista a Marzio Tuttolomondo, responsabile della protezione civile del Libero Consorzio. Continua l'allerta meteo in città e nella nostra provincia. Oggi venerdì per via dell'ordinanza del sindaco è stato anche sospeso il mercatino di piazza Ugo La Malfa e le scuole chiuse. L'evento meteorologico previsto dal Dipartimento regionale della protezione civile determina uno scenario con effetti al suolo non quantificabili, con sufficiente accuratezza nel tempo e nello spazio, ma potrà determinare occasionale pericolosità per l'incolumità delle persone. Il predetto evento potrebbe altresì determinare un rischio meteo idrogeologico idraulico con forte probabilità di innalzamento del livello degli alvei dei fiumi, dei torrenti, in grado di provocare una fuoriuscita delle acque, esondazioni, rottura degli argini, sormonto dei ponti e le passerelle, inondazione delle aree circostanze a parte del centro abitato, con probabile innesco di frane, smottamenti e in maniera anche diffusa, con elevata pericolosità per l'incolumità di persone e di beni. A seguito dell'ordinanza e dell'emissione del bollettino del Dipartimento della Protezione Civile, anche il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha attivato nuovamente dalla mezzanotte di ieri per tutta la giornata di oggi, 10 febbraio, la sala operativa della Protezione Civile, sita in via Crone 27, prevedendo infatti fenomeni atmosferici consistenti, forti venti dai quadranti orientali e possibili forti temporali, mareggiate lungo le coste, nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con apporti al suolo fino ad abbondanti rischio idrogeologico e idraulico, con codice di rischio arancione per la zona E, nella quale ricade gran parte della provincia di Agrigento. Il personale dell'Ufficio della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato è stato immediatamente allertato, con tutto il personale stradale reperibile per un attento monitoraggio di tutta la rete viaria provinciale, in particolare nell'area montana Santo Stefano Cammarata, nella quale a partire da ieri sono attese precipitazioni nevose, come vediamo anche dalle fotografie che ci hanno inviato, con forte rischio di formazione di ghiaccio alle quote più elevate dei tracciati. Siamo con Marzio Tuttolomondo, responsabile della protezione civile del Libero Consorzio, e con un quadro generale un po' di questi 2 giorni di allerta meteo in provincia. Sì, noi abbiamo attivato già dalla mezzanotte del 9 la nostra sala operativa. Non abbiamo ricevuto particolari criticità, quindi segnalazioni, soltanto la zona montana a causa delle nevicate è stata interessata, diciamo, da questa allerta. Il nostro personale stradale sta lavorando ancora tuttora per rendere transitabile le strade, quindi di Cammarata, Santo Stefano, quindi di quella zona. Il transito attualmente è consentito con le catene. Quindi avete un monitoraggio attraverso le vostre telecamere sparse in tutto il territorio di qual è la situazione in tempo reale? Abbiamo un personale stradale, anche di protezione civile, che sta monitorando queste zone particolarmente a rischio.
Ecco, pensate che continui l'allerta meteo nelle prossime 24 ore? No, l'allerta meteo si prolunga per altre 12 ore, però nella nostra provincia è previsto un netto miglioramento già a partire dalle ore 15. E dopo una maratona durata 19 ore, l'Assemblea regionale siciliana approva la legge di stabilità per il 2023. 35 voti a favore e 22 contrari. Il voto finale è arrivato dopo il via libera a 2 maxi emendamenti e a un lungo elenco di norme aggiuntive. Soddisfatto il presidente Schifani. Dopo oltre 10 anni la regione siciliana può contare su una manovra finanziaria operativa già ai primi giorni del mese di febbraio, un primo grande traguardo che rappresenta un cambiamento della linea di tendenza nel rispetto dei tempi procedurali, un fatto di sostanza e non solo di forma. Uno strumento contabile esecutivo consente all'amministrazione regionale di poter lavorare con una certa serenità senza dover fare ricorso all'utilizzo dei dodicesimi a causa dell'esercizio provvisorio. Inoltre sarà anche approvato il consolidato del 2021 che consentirà di liberare ulteriori risorse a favore dei cittadini. E questo quanto dichiarato dal presidente della regione siciliana Schifani, commentando l'approvazione da parte dell'ARS all'alba di oggi della legge di bilancio e quella di stabilità. Una manovra finanziaria, aggiunge Schifani, che guarda al sociale, alla tenuta dei conti, alla crescita, allo sviluppo dell'isola. Una legge di stabilità nella quale abbiamo previsto risorse per danni dovuti alle calamità naturali, per numerose categorie di lavoratori e quindi solo un primo passo di un percorso che proseguirà nei prossimi 5 anni. Il presidente Schifani inoltre continua che ringrazia per il lavoro certosino l'assessore all'economia Falcone, il presidente Daidone e tutti i componenti della commissione bilancio. Un apprezzamento inoltre va al presidente dell'Ars Calvagno per l'oculata e garantista gestione dell'Aula e tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione che con senso di responsabilità hanno approvato una manovra nei termini temporali che ci eravamo dati. E una nota critica arriva dal Movimento 5 Stelle che afferma come una accozzaglia di norme senza visione e senza coraggio. De Luca, deputato regionale, rappresentante del movimento: abbiamo lavorato tanto per migliorare un testo cui evidentemente non credevano nemmeno i partiti della maggioranza, visto la valanga di emendamenti che hanno presentati. Nella manovra solo mancetta ai comuni. Per il deputato di 5 Stelle, il taglio dei fondi per le vittime di violenza, l'assurda mancanza di una norma per sbloccare i crediti edilizi incagliati nei cassetti fiscali delle aziende che avrebbero potuto dare un po' di ossigeno a un settore in ginocchio e a migliaia di famiglie quasi alla disperazione. A questo abbiamo cercato di mettere una pezza, prima con un emendamento e infine presentando un ordine del giorno per impegnare il governo a muoversi in questo senso. E sull'aumento di stipendio da parte dei deputati regionali sentiamo una nota del collega Eugenio Cairone. Avevano capito che era una vergogna aumentarsi l'indennità, visto il momento particolare per la vita della gente alle prese con problemi di sopravvivenza. Poi la decisione di ricorrere al voto segreto che non nasconde la grande vergogna finale. E così l'ARS ha dato via libera agli 890 euro lordi che incrementano la busta paga dei poveri deputati siciliani. Si tratta, dicono, di un adeguamento Istat, ma la stragrande maggioranza dei cittadini siciliani che non riesce a far fronte al caro vita aggravato dai continui rincari non può accettare quello che suona come uno schiaffo perché ha bisogno. È mancato un po' di pudore, certamente, tra i 70 onorevoli di Palazzo dei Normanni. Questa purtroppo è la politica e dispiace che sia un governo che avrebbe dovuto cambiarla e che invece la compina grossa, confermando la vergogna di sempre. Chissà cosa pensino in questo momento le centinaia di imprese edili con i lavori bloccati, chissà cosa pensino in questo momento le famiglie dei siciliani, dove i giorni sono sempre gli stessi e dove si vive stentatamente. Già era stato grave averlo proposto l'aumento in busta paga. Quando è arrivato l'emendamento che ne prevedeva l'abrogazione,
si pensò ad una presa di coscienza responsabile da parte dei deputati, ma si stava studiando però il modo di come aggirare l'ostacolo, trincerandosi dietro l'anonimato del voto segreto. Tutto salvo, insomma, tranne l'onore. E l'Università Core di Enna applaude all'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e del governo Schifani per avere previsto nella finanziaria per l'anno in corso la corretta procedura per dare vita al quarto policlinico universitario della Sicilia. L'Università Core di Enna applaude all'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e del governo Schifani per avere previsto nella finanziaria per l'anno in corso la corretta procedura per dare vita al quarto policlinico universitario della Sicilia. Un particolare ringraziamento va alla rappresentanza parlamentare e di governo della provincia di Enna, che ha formulato la proposta originale e della quale è nata la previsione normativa. L'Ateneo della Core afferma in una sua nota, chiamata in causa insieme all'intero sistema universitario siciliano, nella nota appunto si dice pronto a rispondere al coinvolgimento necessario per conseguire questo importante risultato. Come sede della quarta facoltà di medicina della regione, continuano i dirigenti della Core, sta realizzando delle strutture didattiche e scientifiche di eccellenza anche nel settore biomedico e si sta dotando di un corpo docente di grande qualità. Al rettore Francesco Tomasello, illustre figura di scienziato della medicina in ambito mondiale e appena eletto alla guida dell'Università di Enna, è stato espressamente conferito il mandato di non risparmiare alcuno sforzo per pervenire a un quarto polo sanitario di rilievo nella Sicilia centrale. I parlamentari, il Presidente della Regione e gli assessori, conclude la nota della Core, hanno mostrato una grande lungimiranza in questa direzione. La Core di Enna non sarà da meno, come ha già dimostrato in tutti gli altri settori scientifici nei quali finora si è cimentata. La Polizia di Stato di Licata, in collaborazione con i militari della locale tenenza della Guardia di Finanza, ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane licatese di 23 anni, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di sostanza stupefacente di tipo cocaina. L'intervento è stato possibile grazie all'impiego delle unità cinofile della Guardia di Finanza. La Polizia di Stato, con la collaborazione dei militari della locale tenenza della Guardia di Finanza, ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane licatese di anni 23, iniziali BR, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di un'ingente quantità di sostanza stupefacente tipo cocaina. In particolare, nella giornata del 7 febbraio, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, insieme con i militari dell'unità cinofila della Guardia di Finanza, effettuava un'attività di polizia rivolta alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, un fenomeno delittuoso altamente presente nel territorio licatese, con controlli e perquisizioni a soggetti di Licata ritenuti dediti all'attività illecita. La tempestiva attività di polizia giudiziaria ha permesso di intervenire e sequestrare un'ingente quantità di sostanza stupefacente, soprattutto cocaina, qualche dose di hashish e 64 grammi di marijuana, oltre 6.000 euro di denaro in contante e diversi strumenti per il confezionamento e la commercializzazione dello stesso sostanza stupefacente, con deferimento all'autorità giudiziaria di 3 persone, in quanto ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale operante si recava inoltre in uno stabile del centro licatese, dove effettuava puntigliose perquisizioni e controlli dei vari locali. Invero, in un vano all'ultimo piano di uno stabile all'uso arrestato, gli agenti rinvenivano un panetto termosaldato contenente 520 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, verosimilmente di elevata purezza poiché non ancora tagliata, nonché un bilancino di precisione e strumenti utilizzati per il confezionamento della droga. Nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria nell'abitazione dimorava il predetto giovane. Il personale operante notava inoltre la manomissione del contatore dell'Enel con relativo furto di energia elettrica che veniva anche riscontrato dai tecnici della stessa azienda.
Pertanto, avendo constatato un allaccio abusivo alla rete elettrica, la proprietaria dell'appartamento oggetto del controllo veniva segnalata anch'essa all'autorità giudiziaria in quanto responsabile del reato aggravato di energia elettrica. Al termine degli adempimenti di rito, come disposto dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Agrigento, che ha coordinato l'intera attività, l'arrestato è stato condotto presso l'abitazione per restare sottoposto a disposizione dell'autorità giudiziaria nella misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della prevista convalida. Tossicodipendenti per pochi euro per qualche dose di droga si sottoponevano alla vaccinazione contro il Covid-19 con documenti falsi per permettere ai Novax di ottenere il Green Pass. Questo quanto emerso da un'inchiesta della DDA della Procura di Catania sulle indagini dei carabinieri del comando provinciale su una presunta banda di rapinatori. L'operazione denominata 9x21. Tossicodipendenti per pochi euro per qualche dose di droga si sottoponevano alle vaccinazioni contro il Covid-19 con documenti falsi per permettere ai dei Novax di ottenere il Green Pass. Questo quanto emerso da un'inchiesta della DDA della Procura di Catania su indagini dei carabinieri del comando provinciale su una presunta banda di rapinatori. I militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza del GIP nei confronti di 17 indagati, 9 dei quali destinatari di una misura cautelare, tra loro anche i fabbricanti di armi artigianali che venivano vendute a criminali locali. Il provvedimento, eseguito da oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Catania, ha ipotizzato per vari titoli reati di rapina aggravata, sequestro di persona, fabbricazione, porto e compravendita di armi clandestini, falso materiale, gestione di stupefacenti e ricettazione. Da un'indagine coordinata dalla DDA di Catania è emerso come gli indagati, oltre ad avere commesso truculenti rapine a mano armate in esercizi commerciali di San Giovanni La Punta, fabbricassero anche armi clandestine perfettamente funzionanti che venivano vendute a criminali del luogo per circa 1.000 euro ciascuna. L'attività investigativa ha poi portato alla luce un articolato sistema criminoso in cui tossicodipendenti per pochi spiccioli o qualche dose di sostanza stupefacente muniti di documenti falsi venivano convinti a farsi vaccinare più volte per procurare ai Novax la certificazione Green Pass. Per una delle cavie è stata anche accertata la somministrazione di 3 dosi di vaccino in meno di un mese a grave rischio per la propria salute. E il sindaco della città della Scala dei Turchi, l'avvocato Sabrina Lattuca, esprime gratitudine per l'intervento dei carabinieri svolto ieri mattina dopo una segnalazione giunta alla stazione locale dei militari sul ritrovamento all'interno di un casolare sito in via San Calogero nel cuore del paese di 2 bombe a mano, 4 candelotti di tritolo e 40 kg di munizionamento calibro 7,62 in uso all'esercito americano, lasciati in loco alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli uomini dell'Arma hanno immediatamente provveduto alla bonifica dell'area, coadiuvati dai militari del Genio Guastatore dell'esercito italiano, reparto BMC di Palermo. La zona prima è stata recintata, poi sorvegliata dai carabinieri fino all'arrivo degli artificieri e dopo il recupero degli ordigni bilici collocati nel suolo del rudere si è provveduto in tarda mattinata a far brillare il materiale all'interno di un terreno in disuso in località Pergole Monterosso. Ancora un incidente mortale lungo la via nazionale di Giammoro, frazione di Pace del Mela. A perdere la vita ieri sera intorno alle 18 è stata una donna di 58 anni. La vittima, Francesca Parisi, residente a Giammoro e originaria di Condrò, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada per far rientro a casa. La donna aveva da poco finito di lavorare e a piedi stava rientrando a casa. Un'auto, una Ford Fiesta, l'ha centrata proprio mentre stava attraversando la strada. La donna ha urtato violentemente la testa ed è rimasta a terra sul ciglio della strada. La zona è molto frequentata in quanto vi sono diverse attività commerciali e qualcuno dei presenti ha allertato i soccorsi. Sul posto è giunta l'ambulanza del 118, ma le condizioni della 58enne sono subito apparse gravi. I sanitari hanno fatto il possibile per rianimarla, ma la donna è morta durante il trasporto in ospedale. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Milazzo e della stazione Pace del Mela. In questo tratto di strada statale sono frequenti le incidenti mortali.
una lunga scia di sangue che ieri ha visto un'altra vita spezzata prematuramente. E Alfonso Cutaia, il nuovo presidente dell'Arciconfraternita di Agrigento Maria Santissima dei Sette Dolori, il servizio di Davide Sardo. Per me è un incarico abbastanza prestigioso, così come lo è stato per i miei predecessori, perché comunque oltre al carico di responsabilità c'è una vera e propria forza interiore e spirituale che mi porta comunque a guidare questa Arciconfraternita. Sono stato io da sempre attivo alla confraternita, ricevendo diversi incarichi negli anni, e quest'anno l'Assemblea stesso ha deciso di nominarmi presidente. Diciamo che ancora devo entrare nel ruolo, perché comunque devo metabolizzare questa nomina, però già da subito mi sono attivato assieme al Consiglio ad avere maggiori iniziative e obiettivi da raggiungere. E quali sono questi obiettivi? Cosa pensi di fare? Ecco. Ma già da subito si sta lavorando a quello che sarà la Pasqua, quindi al Venerdì Santo. Comunque assieme all'altra Arciconfraternita stileremo un programma ben stabilito nei prossimi giorni, e l'obiettivo principale per me è quello di lavorare tutto l'anno, cioè sarebbe a dire con delle opere, con dei servizi inerenti all'attività del santuario. Don Lillo, quali sono le principali attività del santuario dell'Addolorata? Le principali attività dell'Addolorata sono innanzitutto quello di favorire il culto, la devozione e l'amore alla Vergine Madre Addolorata, che ad Agrigento vanta una tradizione ormai secolare, anche se negli ultimi tempi è un po' scemata, diciamo così. Comunque la devozione c'è sempre, soprattutto nel periodo quaresimale e soprattutto in prospettiva della Settimana Santa, e anche per il 15 di settembre, quando la statua della Madonna Addolorata viene portata in processione, così come viene portata in processione il giorno del Venerdì Santo. Speriamo quest'anno che, superate tutte le situazioni dovute alla pandemia, quest'anno riprenderemo a pieno ritmo sia la processione del Venerdì Santo sia la processione del 15 di settembre. Comunque il santuario è, non posso dire abbastanza frequentato, perché la pandemia ha rallentato di fatto tante situazioni, comprese anche la partecipazione dei fedeli alla messa. Comunque adesso stiamo riprendendo, e poi soprattutto con la devozione dei 7 sabati che si fanno in onore della Madonna in preparazione e in prospettiva della Settimana Santa. Credo che questa è una delle attività più importanti del santuario stesso. Cosa augura al nuovo presidente della confraternita? In questi giorni si è completato l'iter per la formazione del nuovo direttivo, che prevede un superiore e alcuni membri che svolgono delle funzioni direttive e funzionali all'interno dell'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori. Inoltre abbiamo pure il collegio dei probiviri, che vede questo anno e per la prima volta soltanto donne elette, e questo ci fa molto piacere. Il nuovo superiore è Alfonso Cutaia, e insieme al direttivo certamente darà il massimo del suo impegno per la valorizzazione della devozione all'Addolorata, e poi per fare in modo che le processioni del Venerdì Santo, con la collaborazione evidentemente con l'Arciconfraternita, e quella specifica del 15 di settembre, che comunque quella del 15 settembre assume una dimensione un po' più ridotta, faranno sicuramente in modo di dare il loro impegno e di darlo al massimo, per dare così la loro testimonianza cristiana, e quindi manifestare anche esteriormente questo aspetto che li vede legati come confrati e consorelle all'Addolorata. E gli studenti dell'Istituto Professionale Fermi il prossimo anno scolastico lo frequenteranno in città
e non più nella zona industriale Asi in territorio di Aragona. Lo ha assicurato il commissario straordinario del Libero Consorzio di Agrigento, Raffaele Sanso, da mesi impegnato in tal senso. Abbiamo individuato una scuola dove potrebbe trasferirsi quasi tutto il Fermi, l'ex istituto Foderà. La nostra intenzione è quella di trasferire appena possibile, le condizioni lo permetteranno, la scuola nel suo complesso, laboratori compresi nel Foderà. Per preparare questi locali abbiamo riservato nel bilancio della provincia una somma cospicua. E cresce l'attesa per il prossimo appuntamento al cartellone al Teatro Pirandello di Agrigento, sabato 18 febbraio alle 20:30 e domenica 19 febbraio alle 17:30. Silvio Orlando sarà regista e protagonista dello spettacolo La vita davanti a sé, tratto dal libro di Roman Gary. Prossimo appuntamento in cartellone al Teatro Pirandello di Agrigento, sabato 18 febbraio alle 20:30 e domenica 19 alle 17:30. L'attore principale in scena è Silvio Orlando, regista e protagonista dello spettacolo La vita davanti a sé, tratto dal libro di Roman Gary, in scena al teatro. La vita davanti a sé è un romanzo commovente, ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un'improbabile storia d'amore toccata dalla grazia. È la storia di Momò, un bimbo arabo di 10 anni che vive nel quartiere multietnico di Bellaville, nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea, che non sbarca il lunario prendendosi cura degli incidenti sul lavoro delle colleghe più giovani. Silvio Orlando ci conduce dentro le pagine del libro con leggerezza e l'ironia di Momò, diventando con naturalezza quel bambino del suo dramma. Raccontare la storia di Momò e Madame Rosa nel loro disperato abbraccio contro tutto e tutti è necessario e utile. Le ultime parole del romanzo di Gary dovrebbero essere uno slogan e una bussola in questi anni dove la compassione rischia di diventare un lusso per pochi. Bisogna voler bene. Lo spettacolo è vincitore di un premio delle maschere del Teatro Italiano 2022 per il miglior monologo. Tutto pronto per il carnevale a Montevago. Il sindaco, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, ha reso noto il programma della manifestazione. Tutto pronto per il Carnevale di Montevago 2023, l'appuntamento è dal 17 al 21 febbraio. Il programma è stato già trasmesso all'amministrazione comunale in collaborazione con le diverse associazioni culturali locali. Il Carnevale di Montevago, ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, è sempre molto partecipato e richiama persone anche da paesi vicini. Da parte nostra c'è sempre il massimo impegno per proporre una manifestazione di qualità. Ringrazio l'assessore alla cultura Calogero Barrile e quanti hanno collaborato nell'organizzazione e auguro a tutti momenti di grande divertimento e spensieratezza da vivere con senso di responsabilità. Il programma principale del Carnevale Montevago 2023 prevede nella giornata di venerdì 17 febbraio alle 15 posizionamento e montaggio dei carri allegorici lungo il circuito cittadino, il sabato 18 alle ore 10 carnevale e cartapesta, le scuole che visitano i carri. Nel pomeriggio inizia la parata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera lungo il circuito cittadino. Si parte da Corso Colombo fino ad arrivare a Corso Rosselli intorno all'1 di notte, mentre nella giornata di domenica dalle ore 12:30 arriva e sfilata per le vie del paese delle auto d'epoca, il Carnevale dei Bambini, la grande festa del Carnevale in Piazza della Repubblica con il Coro degli Angeli e nel pomeriggio inizio della parata dei carri allegorici per tutta la città. Lunedì 20 febbraio dalle 16 in poi inizierà la parata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera al circuito cittadino che si parte da Corso Colombo fino ad arrivare in Corso Rosselli, mentre nella giornata del martedì dalle 16 in poi del pomeriggio la parata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera lungo tutto il circuito cittadino che attraverserà la città fino a chiudersi alle ore 2 in Corso Colombo. È in linea la regia per la pubblicità. E il set del video della canzone L'addio presentato durante la prima giornata del Festival di Sanremo da parte del duo Comacose è stato girato in Sicilia.
Il duo formato da Fausto Lama e da Francesco Mesiano ha scelto la Scala dei Turchi e altri splendidi paesaggi siciliani per raccontare la loro storia. Quello che mi fa riflettere è che non ci sono stragi né di sinistra e né di destra. Mi fa piacere che lei colga questo aspetto. Finora, fino al 2004 almeno, questa tragica pagina della nostra storia è stata praticamente ignorata. Ignorata, e come tutte le pagine tragiche, e faccio riferimento in questo momento anche alla Shoah, anche lì, anche in quel caso, ci sono i cosiddetti negazionisti che strenuamente, nonostante le testimonianze, continuano a negare che certi eventi sono accaduti. Quindi per le istituzioni è doveroso che naturalmente se ne parli di tutte, senza eccezione alcuna, e soprattutto è doveroso che le istituzioni trasmettano ai ragazzi, attraverso i loro insegnanti, il peso di questi eventi, affinché nella vita quotidiana, per carità, spero non si arrivi mai più, almeno nel nostro paese che ormai ha una democrazia consolidata e che nella Costituzione ripudia la guerra, quindi già questo dovrebbe essere una garanzia. Però dobbiamo imparare a fare tesoro di questi tragici, terribili eventi nella vita quotidiana, mi riferisco ai ragazzi, quindi veramente rifuggire da tutti quegli atteggiamenti violenti, tutti quegli atteggiamenti di prevaricazione, di prepotenza, di isolamento di qualcuno, perché per carità non voglio dire che questi sono l'anticamera di quello che è successo allora, dei genocidi, però sono comunque atteggiamenti che esasperano il vivere sociale e di conseguenza poi si arriva ad estremismi che invece bisogna sempre evitare. Cosa auspica rimanga ai suoi ragazzi oggi da questa chiamata in prefettura a ricordare quella triste pagina? Ogni anno attiviamo dei percorsi sia per il giorno della memoria che per il giorno del ricordo, perché vogliamo proprio che in questo periodo storico un po' particolare e con i fatti che stanno accadendo, parlo della guerra in atto nel nostro continente, ricordino e continuino ad operare proprio per evitare che i massacri del passato si ripetano. E per le notizie sportive, il Licata Calcio incontrerà domenica prossima il Paternò al Dino Liotta, calcio d'inizio alle ore 15. Abbiamo sentito il mister Dino Romano. Domenica incontriamo una squadra che verrà sicuramente per fare la partita della vita, anche perché la classifica loro un po' non stanno messi bene, sono con l'acqua alla gola, per cui non hanno altri risultati che venire a fare una partita a vincere, ma noi d'altronde abbiamo perso domenica, siamo avvelenati per come abbiamo perso l'ultimo secondo della partita, dove non meritavamo sicuramente la sconfitta, perché avevamo disputato una grande partita e meritavamo qualcosa in più, addirittura del pareggio. Però il calcio è questo, ci sta che alcune disattenzioni le paghi a caro prezzo, perciò domenica dobbiamo fare una partita di grande attenzione, di grande concentrazione, regalarci al nostro pubblico una grande prestazione, una grande vittoria, anche perché significherebbe avvicinarsi il prima possibile all'obiettivo prefissato all'inizio campionato. Sicuramente la gente ci sosterrà perché è una partita di cartello, saranno vicino a noi a sostenerci per tutta la gara. Speriamo di fare una grande partita, ripeto, e soprattutto ottenere un grande risultato.
E la Fortitudo Agrigento, reduce dalla vittoria contro la Forte Cantù, incontrerà domenica alle 20:30 la squadra della Stella Azzurra a Roma, una partita molto importante per il coach agrigentino Cagnardi. La stagione della Fortitudo Agrigento è stata più che soddisfacente, fatta di grandi vittorie contro i big del campionato, contro il Treviglio e il Cantù, e qualche scivolone contro squadre di oggi in posizione inferiore in classifica. Proprio per questo motivo non si può sottovalutare il match di domenica alle 20:30 contro la Stella Azzurra a Roma, una squadra reduce da 3 vittorie casalinghe e decisamente migliorata sotto tutti i punti di vista rispetto al girone di andata. Per la squadra del coach Cagnardi, dopo la storica vittoria contro la capolista Cantù domenica scorsa, questa partita assume un ruolo importante in vista della seconda parte del campionato che decreterà le griglie per i play-off e i play-out. Alla Fortitudo una vittoria a Roma darebbe una spinta importante verso la matematica salvezza, ed altrettanto importante è ritrovare una vittoria esterna che manca dallo scorso 23 ottobre 2022 contro la Juve Cremona. Attualmente la Stella Azzurra occupa l'ultima posizione insieme a Rieti e la Juve e Monferrato, mentre Agrigento si trova quinta a pari merito con Milano. Per il coach Cagnardi, Roma è una squadra in ascesa sia come risultati che come qualità di gioco. Hanno inserito un giocatore che li ha aiutati ad avere più equilibrio e continuità, e il lavoro di Becchi alla lunga si è fatto sentire. Il loro cammino casalingo recita 3 vittorie in fila, mentre il nostro ruolino, continua il coach Cagnardi, ci dice che non siamo da oggi maturi e pronti, anche nei giocatori più rappresentativi, per strappare una vittoria lontano da Agrigento che manca da tempo. La nostra settimana è stata allenata da buoni momenti, la nostra settimana è stata alternata da buoni momenti e da fasi in cui la vittoria con Cantù si è fatta sentire in termini di appagamento. Sta a noi ora, conclude Cagnardi, fare un passo in avanti e rimanere affamati e concentrati per ambire a una prestazione che per una squadra come la nostra deve necessariamente nascere dal desiderio. Quindi l'appuntamento sarà domenica in trasferta alle 20:30 al Palasport di Guidonia. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di TV Notizie, augurandovi una buona serata.